weekend tutto pugliese quello in corso a Milano grazie a ben due iniziative. Il progetto Top Wine Destination 2013, presentato presso la sede della Borsa a Palazzo Mezzanotte, nato dal riconoscimento ottenuto dalla rivista internazionale Wine Enthusiast, che ha eletto la Regione Puglia tra le 10 migliori mete dell'enoturismo a livello mondiale, e Olio Officina Food Festival, manifestazione dedicata alla cultura dell'olio tenutasi presso il prestigioso Palazzo delle Stelline in Corso Magenta. Era presente l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia Dario Stefano, Cristina Tajani, assessore alle politiche per il lavoro, sviluppo economico del Comune di Milano, Giovanni Viganò dell'Università Bocconi e Sebastiano Decorato, presidente del Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia. A moderare l'incontro il giornalista Maurizio Pescari, presente anche il presidente dell'Associazione Vinarius Andrea Terraneo. La Puglia oggi a Milano porta con sé i due principali ambasciatori della propria storia produttiva, ma anche di questa nuova vicenda di sviluppo, l'olio e il vino. Abbiamo abbattuto definitivamente un tabù che ci ha raccontato per troppi anni che l'agricoltura non potesse essere una frontiera di innovazione, non potesse essere un traguardo sul quale misurare nuove energie, nuove esperienze ed innestare la motivazione delle nuove generazioni. La conferenza è stata anche un'occasione per presentare lo studio dello staff della professoressa Magda Antonioli della Bocconi di Milano, che in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Puglia condurrà l'indagine statistica rivolta a far emergere punti di forza e margini di miglioramento delle aziende vitivinicole della regione. Siamo molto orgogliosi, ovviamente stiamo un po' celebrando questo che è un po' un sigillo, un percorso di qualità non solo nella produzione dei vini, ma di qualità dell'accoglienza degli enoturisti da parte delle cantine, ma diciamo di tutto il territorio. Per quanto riguarda la kermesse dedicata all'olio, invece spicca il convegno dal titolo L'olio di Puglia è come un grande romanzo, che ha visto la partecipazione dell'assessore Dario Stefano. I visitatori hanno potuto degustare alcuni esempi di extravergini pugliesi selezionati dal Movimento Turismo dell'Olio. La promozione dei vini di Puglia vedrà anche un'altra iniziativa di grande interesse, ossia il roadshow a cura di Vinarius. Per tutto il mese di febbraio, infatti, le bottiglie di Primitivo, Nero di Troia e Negramaro saranno in bella vista nelle principali enoteche di Milano, che organizzeranno laboratori sensoriali e degustazioni guidate da autorevoli esperti. Oggi la Puglia a Milano si propone forte dei traguardi, dei successi, dei riconoscimenti di questi anni che ci hanno portati ad essere indicati come tra le prime regioni nel mondo per attrazione turistica sulla base della ricetta alimentare, ma che ci ha consentito anche di dimostrare come il nostro sistema non è solo più un volano di economia regionale, ma è diventato anche un punto di attenzione per etichette e blasoni che sono voluti venire ad investire in Puglia. Sempre nell'ambito del progetto Top Wine Destination 2013, prossimo appuntamento in programma sarà il seminario dedicato al tema enoturismo e giovani, che si terrà a Bari il prossimo 7 febbraio nella Sala degli Affreschi dell'Ateneo.